Prossimo brano, parlando di montagne, se pensiamo a 600 km di fronte durante la prima guerra mondiale, cosa può essere successo adesso quando noi ci saliamo sopra e guardiamo questo splendido panorama e questa architettura naturale che sicuramente possiamo vantare, molto bella anche a rispetto di tanti altri posti, e proprio di questo adesso il prossimo brano ci parlerà. Red Mountains dedica in musica che l'autore Antonio Rossi ha voluto per la città di Cortina d'Ampezzo. L'autore vuole descrivere le molteplici colorazioni che il paesaggio montano assume quando è lambito dalla luce del sole, i chiarori dell'alba descritti dall'introduzione, gioco di luci ed ombre dell'allegro, l'adagetto centrale a descrivere l'affascinante velatura rossa che accende queste meravigliose architetture naturali al tramonto. Red Mountains è vincitrice del secondo premio al concorso nazionale di composizione per banda Pellegrino Caso di Vietri sul Mare ed è stata composta appunto da Antonio Rossi. Rossi, diplomatosi in tromba presso il Conservatorio di Padova e in strumentazione per banda presso quello di Trento, ha svolto attività concertistica in Italia e all'estero, sia come orchestrale e sia come solista. Dal 1995 è il direttore del corpo musicale di Cortina d'Ampezzo. A voi Red Mountains.